Oggi nel nostro faccia a faccia un giornalista sopra le righe, non soltanto un giornalista sportivo, ma un giornalista che si occupa anche di sociale e di politica. Con noi Anthony Di Stefano. Ciao Anthony, ben trovato. Ciao Ettore, grazie, con grande piacere, grazie dell'invito. Voglio parlare di te non soltanto di calcio, intanto perché vorremmo scoprire anche tanti lati che magari qualcuno non conosce. Allora, prima domanda riguardante però il calcio, che da un paio di anni a questa parte comunque è diventato per te il tuo pane quotidiano, o sbaglio? Ma guarda, in realtà dal punto di vista della carriera professionale nasco col calcio e poi però è chiaro che ti abitui o ti viene chiesto anche di occuparti di altro. E devo dirti, in quello che oggi è un mestiere o una professione, insomma, ognuno la identifica come vuole, che un po' ha smarrito anche il senso nella sua missione, nella sua vocazione, eccetera, eccetera. Forse devo dirti che paradossalmente col calcio, nonostante le difficoltà che ci sono, perché ci sono anche lì, però riesce a ritrovare ancora quella dimensione che era originaria, no? Che non è soltanto per il racconto del campo, ma è anche per tutto quello che c'è di contorno. E questo tu lo fai benissimo. Questo tu lo fai benissimo, anche i rapporti che si vengono a creare con le dirigenze, con i tifosi, perché con i tifosi noi giornalisti, piaccia o non piaccia, abbiamo un rapporto di amore e odio, perché quando le cose vanno bene siamo tutti trionfanti, quando le cose vanno male basta una virgola fuori posto e non un termine fuori posto per metterti contro magari una piazza. Fa parte del gioco. Io credo però, Ettore, che su una cosa credo che dobbiamo insistere, nel senso che se tante volte raccontiamo, scriviamo, ci mettiamo la faccia per alcune cose, non lo facciamo in malafede. Assolutamente. Lo facciamo perché poi il nostro compito è quello di raccontare quello che vediamo. La verità. E quindi, per carità. È un calcio malato quello che insomma stiamo vivendo, non soltanto nel mondo dilettantistico, ma anche nel mondo del calcio professionistico. È un calcio che ci fa soffrire proprio perché forse è malato dentro? Ettore, è un calcio che quando ha deciso di mettere al centro di tutto i soldi, è chiaro che ha guastato tutto. Ha perso la poesia. Certo, perché Ettore, in ogni cosa, che piaccia o non piaccia, in cui a farla da padrona sono i soldi, è chiaro che lì non puoi trovare tutto che sia chiaro, tutto che sia romantico. Poteva andare bene una volta, non che una volta i soldi non ci fossero, ma erano comunque rapportati anche a quello che veniva fatto. Tu che sei un esperto dei campionati minori, ma tu ricordi cos'era una volta il campionato di interregionale, quella che è oggi la Serie D? È vero, era un'altra cosa. Ettore, un campionato, io ricordo da ragazzo, quando veramente cominciavo con la penna a scrivere i primi pezzi, dove c'erano dei giocatori di personalità, lì si parlava in lire, non si parlava di euro, ma c'era un rimanere con i piedi per terra, c'era una dedizione al sacrificio, al lavoro. C'erano dei contratti che valevano non perché scritti, ma perché c'era una stretta di mano dove tu in quella stagione potevi guadagnare 100 milioni. Anche perché la figura dei dirigenti era totalmente diversa rispetto a quella che adesso invece esiste nella realtà dilettantistica. Oggi non potresti mai avere certi personaggi prima ancora che dirigenti, ma quei giocatori di quel tempo non pesavano tutto su quello che guadagnavano. Oggi non me ne vogliano tanti, ma non vale per tutti, ci mancherebbe altro. Per fortuna le eccezioni ci sono e ce ne sono anche tante, ma oggi ogni volta che ci si siede a parlare con qualcuno è sempre soltanto per capire quanto si guadagna, quante ore libere si hanno. Non si prospetta più una visione, dove vuole arrivare questa squadra, come posso crescere, dove posso arrivare. È francamente tutto mortificante. Ma questa visione del calcio è legata al fatto anche che forse comunque i giovani di oggi hanno una lettura della vita totalmente diversa rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa? Ettore, per carità, non sono qua a fare la morale, perché l'ultimo che potrei farla sono io. Però è chiaro che gli esempi che oggi vengono fuori quali sono? Oggi gli esempi che vengono fuori dal mondo del pallone sono questi. Sono quelli per i quali anche noi come giornalisti i nostri titoli sono che X ha firmato un contratto da 10 milioni di euro all'anno, sì, è riuscito ad aumentare l'ingaggio grazie al suo procuratore. Oggi tu hai il calciomercato della scorsa estate, con l'invasione araba, numeri che sono... Ha sconvolto tutti. Sono dei numeri imbarazzanti, sono dei numeri che non stanno né in cielo né in terra, che gridano vendetta per chi davvero non riesce ad arrivare alla fine del mese. Ripeto, l'ultimo a dover fare la morale sono io. Ma non è concepibile, perché non diventa più calcio. Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di business, stiamo parlando di divertimenti, ma non è più calcio. Non è più calcio.
Per cui è chiaro che viene difficile anche a noi raccontare. Quanti episodi che possono fare storia noi oggi possiamo raccontare, Ettore? Pochissimi. Del passato rimangono tante storie da raccontare. Oggi si gioca ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, quindi la partita precedente già l'hai dimenticata e sei proiettata a quella prossima. Non ti ricordi contro chi hai giocato un mese fa. È brutto questo. È molto, brutto questo, no? molto brutto. Molto pagina, perché adesso voglio anche parlare di Anthony Di Stefano, giornalista che vive il sociale, vive la politica del territorio. Ti è costato insomma essere presente per conoscere fatti e documenti del tuo territorio? No, non mi è pesato, mi è servito a capire come funziona un meccanismo che io credevo di conoscere perché lo raccontavo. In realtà lo puoi capire fino in fondo come in tante cose, se non come in tutte le cose, standoci dentro. E anche la mia esperienza in prima persona è stata una palestra che mi porterò per sempre, indipendentemente poi da quello che un giorno sceglierò di fare o non fare. E devo dirti che mi è servito moltissimo a capire che anche noi giornalisti dobbiamo essere un po' più smaliziati nell'affrontare certi argomenti, perché non possiamo fermarci soltanto alla facciata, perché altrimenti anche noi rischiamo di fare male il nostro lavoro. Mi riferisco al fatto che quando io pongo il microfono ad un rappresentante delle istituzioni o scrivo qualcosa su quel rappresentante delle istituzioni, non devo fermarmi al primo acchitto, ma ho il dovere, e tante volte probabilmente anche noi per 1000 motivi non lo facciamo, ho il dovere di indagare fino in fondo, perché altrimenti prendiamo in giro noi stessi e prendiamo in giro la cosa più importante. Chi legge? Chi ci legge o chi ci guarda in televisione, guarda. perché lì aspetta che tu gli dia la notizia. Chiaro. Ma se tu ti fermi lì probabilmente non fai un buon servizio, per cui ti devo dire che questo mi è servito moltissimo e l'ho capito pienamente. Ma il fatto che adesso i social hanno velocizzato anche la tipologia di informazione ha influito anche nel tuo linguaggio? Sul linguaggio no, però devo dirti che noi come categoria non siamo stati bravi ad affrontare questi tempi, perché quando qualche anno fa i social cominciarono ad entrare a gamba tesa in questo mondo, la nostra categoria non è stata brava a leggere i tempi. Non che dovesse fare chissà che, però non abbiamo compreso subito che non si è fatta trovare pronta. Non si è fatta trovare pronta, ma non perché c'era il rischio che venissimo sostituiti, perché poi alla fine la storia adesso dice comunque il giornalista ha pur sempre il suo ruolo. Chiaro. Ma perché c'è un tipo di comunicazione che tutto è tranne che informazione. C'è un tipo di comunicazione che è pura propaganda, alla quale certamente noi non possiamo metterci a rincorrere, ma non possiamo nemmeno permettere che però diventi per la maggior parte delle persone un canale di informazione vero e proprio. Questo non è fare un bene al territorio e ai nostri tempi, è tutt'altro. Ma non si è rischiato adesso di vedere un servizio giornalistico sbriciolato in semplici titoloni e basta? Certo, perché ti dico che molta della responsabilità è anche nostra? Perché anche noi purtroppo in tanti frangenti ci siamo adeguati a questo modo di fare. E non è questo il giornalismo. Assolutamente. Ma come lo dicevo prima per il calcio, dico anche adesso, sono l'ultimo a dover fare la morale su queste cose, ma non è questo il giornalismo. Il giornalismo è quello che quando ho cominciato, e tu hai davvero più esperienza di me, ma io prima di poter scrivere un pezzo di cronaca nera ho avuto i fogli che mandavo via fax al giornale strappati. Ho avuto i rimproveri al telefono fisso del mio caporedattore che mi diceva questo non è mestiere tuo, cambia mestiere. Oggi invece purtroppo anche noi abbiamo la responsabilità del far scrivere qualunque cosa, in qualunque modo, e non parlo di lingua italiana, che anche quello è un grave errore se sei sgrammaticato o meno, ma anche nel come ti poni nel fornire le notizie. Purtroppo qui noi abbiamo una grande responsabilità, io non so se potremo recuperare. C'è sempre tempo per sistemare le cose, però dobbiamo rendercene anche conto. Assolutamente. E a mio avviso adesso c'è un grave pericolo. A mio avviso l'intelligenza artificiale non può essere lasciata così alla merce di tutti. E dire che il nostro compito da giornalisti dovrebbe essere quello di raccontarla la verità. Soprattutto la verità. L'appello è davvero a chi ci rappresenta, a chi rappresenta la nostra categoria, perché ora il rischio è davvero serio. Quanto incide nella tua quotidianità e nel tuo lavoro comunque la figura importante della famiglia? Guarda, incide moltissimo, incide nella misura in cui, e tu lo sai benissimo per il tipo di lavoro che facciamo, incide molto anche la responsabilità del sapere di non poterci essere sempre.
Perché quando noi ci mettiamo a parlare Sei di calcio... compreso? Guarda, per utilizzare una frase di mia moglie, che ripeto sempre, tu ti cerchi il lavoro anche quando il lavoro non lo devi andare a fare. È un virus. Ma è quello che dicevo prima, se lo prendi come missione è chiaro che... Noi ci mettiamo a parlare di calcio, no? Ci mettiamo a parlare di calcio, ma parlare di calcio significa che intanto vai allo stadio, intanto rimani lì. Quindi che significa? Che il sabato o la domenica o sabato e domenica sei impegnato a prestare queste cose. Magari nella famiglia tradizionale il sabato e la domenica è dedicato alla famiglia. Nel nostro caso lavori dal lunedì al venerdì, poi c'è il sabato o la domenica, ripeto, sono tante volte, tutte e due le volte sei appresso, no? Non è proprio il massimo, non è proprio un bene. Però ti ha aiutato lo stesso. Però devo dirti che sì, da parte della mia famiglia, poi, ma credo come un po' in tanti di noi, poi si comprende realmente che è un lavoro diverso, ecco. Voglio come al solito chiudere il nostro faccia a faccia con la classica domanda: qual è il tuo sogno nel cassetto? Ammesso che questo cassetto sia ancora pieno di sogni, ma io credo di sì. Ma guarda, io non ho un sogno personale. Io da quando sono diventato papà ho un sogno più che altro riferito alle prossime generazioni. Io mi auguro che quando non ci sarò più si possa realizzare il mio sogno, che è quello di aver potuto lasciare qualche cosa che possa servire da stimolo, da riferimento. Insomma, vuoi lasciare un segno anche e soprattutto alle persone vicine. Che possa essere della tua esempio, vita. Ettore, perché poi alla fine davvero noi lo vediamo ogni giorno. Quello che stiamo vivendo non sono i tempi dei nostri genitori, sono dei tempi diversi. Noi avevamo degli esempi da seguire, probabilmente con quelli ci siamo anche formati. C'erano delle regole anche più ferme. C'erano delle regole perché avevamo loro che erano una testimonianza, sia in famiglia che anche nel mondo del lavoro. Oggi tutti questi riferimenti non ci sono più, ci sono dei caselli di sabbia e per quell'improvviso ti svegli la mattina e vedi e trovi dei ragazzi delle nuove generazioni che sono completamente spaesate perché quel castello crolla nel giro di una notte. Quello che mi piacerebbe, il mio sogno, ormai quest'anno faccio 50 anni, non è che posso sognare di fare l'astronauta o il pilota di Formula 1, però, non lo posso più fare. Però rimane sempre comunque il cassetto. Quello che vorrei davvero è poter lasciare qualcosa che possa essere utile quando non ci sarò più. Forse è un'ambizione troppo alta, però un minimo vorrei realmente che si venisse ricordato per quello che si è fatto. E io spero che tutto ciò avvenga, perché insomma ti ritengo una persona molto valida, vera, pulita, chiara, diretta e soprattutto spontanea. Grazie Ettore, ti ringrazio, tu sei sempre molto generoso, lo dico sempre, ma ti dà merito anche insomma della reputazione che porti con te, che con chiunque si parli di Ettore Tortorici non ho mai trovato una persona, un collega che mi abbia detto: ma cui Ettore, lascialo stare, no, mai. Va bene, grazie allora, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie Ettore. Grazie ad Anthony Di Stefano, il personaggio del nostro faccia a faccia di oggi. Appuntamento al prossimo. Benvenuti nel nostro face to face, il faccia a faccia con i personaggi del mondo calcistico e non solo della nostra bella Sicilia. Oggi ospitiamo un dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ospitiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Attenzione perché questa trasmissione cerca di svelare i lati oscuri dei vari personaggi che ci vengono a trovare. Allora, devo stare molto attento. Molto attento, valutando tra l'altro che tu sei un personaggio legato moltissimo al mondo del calcio, da dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio sei uno dei protagonisti di questo movimento che, diciamolo pure, qui in Sicilia è sempre in continua ascesa. Sì, assolutamente sì, è una stagione, stiamo vivendo una stagione estremamente importante dove la riorganizzazione post-Covid ha dato dei risultati eccellenti con dei numeri importanti ma con una qualità importante. E infatti anche i risultati delle siciliane nelle coppe, Paternò, ecco il Trapani che è in finale, o lo stesso aiutami, Catania, ecco, che ha vinto la Coppa, dico, ci fa comprendere che c'è un movimento florido, un movimento importante che sta cercando di ridare lustro a quello che è il calcio siciliano, e ci stiamo riuscendo piano piano. Tu, da profondo conoscitore del calcio siciliano, prima da allenatore e adesso anche da dirigente, ma cosa butti giù dalla torre e che cosa salvi?
E su cosa? Sul calcio stesso. Sul calcio stesso, ma salvo sicuramente l'amore per questo sport da parte del popolo siciliano, perché c'è un grandissimo movimento. Butto giù dalla torre, visto che la tua trasmissione è una che una trasmissione che deve svelare, ecco, ogni sfaccettatura, butto giù in questo mondo quello che sono i detrattori. Ci sono moltissimi detrattori che remano contro. Che remano contro e che cercano di affondare ciò che si viene fatto con tanto sacrificio. In questo mondo la positività è importante contornarsi di persone che siano leali, di persone, e mostrare tu stesso lealtà, perché il detrattore piano piano riesce poi ad arrivare all'obiettivo e tu non glielo devi consentire. Questi li butto giù perché noi siamo una regione importante dove il calcio è una passione infinita e quindi dobbiamo tenere duro e essere sempre positivi. Fabio, quanto la politica moderna tira i fili di questo calcio attuale? La politica non è mai moderna, perché si rinnova però. Si rinnova, si ricicla, ma diciamo che tutto cambia per non cambiare mai in politica. Ed è determinante. Io penso che, ecco, non c'entra con il mondo dello sport, non prende decisioni per il mondo dello sport, ma indirettamente le prende, perché io avevo un grande personaggio che mi ha seguito e, tra virgolette, mi ha cresciuto anche sotto certi altri aspetti, ecco. E ti dico che mi diceva sempre che una delle forze della politica è che si occupa di te anche quando tu non ti occupi di politica, quindi è proprio quella la forza di certa politica, cioè di occuparsi delle persone che lasciano che le cose vadano come devono andare. Poi non vanno come devono andare, ma vengono ben guidate, ecco, ma vanno ben guidate. È vero. I dirigenti delle società calcistiche credo che debbano ancora studiare e far passare la loro passione come qualcosa di più serio, perché ho paura che certe volte la passione supera quelli che sono i dettami che invece dovrebbero dare alle stesse proprie realtà. Ma su questo stiamo lavorando moltissimo, perché prima c'era molta più improvvisazione, adesso anche la Federcalcio sta mettendo in atto tutta una serie di corsi, sta specializzando, sta dando professionalità agli addetti ai lavori. Noi facciamo sempre corsi di aggiornamento come dirigente sportivo, corsi di qualificazione, corsi per allenatore, per figure sportive di ogni genere, perché prima veramente c'era un'improvvisazione assoluta. Adesso invece il dirigente sportivo ha bisogno di sapere quali sono i suoi compiti e a cosa va incontro quando prende la qualifica. Anche perché adesso ci sono le nuove regole che impongono una certa preparazione. Esattamente, quindi insomma noi siamo molto avanti anche come regione su questo argomento, perché io penso che il dirigente sportivo deve essere consapevole di quello che fa. La passione deve muovere tutto, ma sicuramente devi sapere ciò che fai e quali sono i tuoi diritti, ma soprattutto i tuoi doveri. Ecco. È giusto, è giusto. Fabio, ma tu da bambino sognavi di diventare il nuovo Baggio, il nuovo Ancelotti, oppure che sa, magari di diventare un dirigente che alza la Coppa dei Campioni? Cosa sognavi da bambino? Ma io da bambino pensavo al calcio un po' come tutti i ragazzini, cioè da calciatore. Poi insomma le vicende, insomma non ero fortissimo, diciamo che avevo molta qualità, poca voglia di correre. Nel calcio che andava diventando sempre più moderno invece c'era più atletico, c'era la necessità di avere persone sempre più che corressero sempre di più, quindi poi piano piano ho spostato le ambizioni su altre asticelle, quindi su altre diciamo dinamiche. No, sono contento del percorso che ho fatto, perché molte volte uno deve essere sempre ambizioso, però sono già contento perché ho vissuto e vivo il calcio con grande passione, grande amore. Essere all'interno di questo sistema con qualsiasi ruolo è sempre una cosa bellissima. Io vivo emozioni fortissime. Quest'anno il presidente Morgana mi ha concesso di far parte della spedizione che è andata
al torneo delle regioni con il calcio a 5 e lì ho rivissuto il campo, ho rivissuto le emozioni che ti dà una vittoria. Insomma, è un virus che non ti ha abbandonato no, mai. Assolutamente, infatti ero il primo ultra, molte volte perdevo anche il controllo perché il calcio è questo, se perdi la passione non ha senso. Io diffido di chi si avvicina al mondo del calcio e non festeggia per un gol, diffido, perché vuol dire che è mosso da altre motivazioni, altri obiettivi. altri obiettivi. Fabio, tu hai 2 figli che giocano a calcio con grande determinazione, Sì. probabilmente riusciranno, chissà, questo non lo possiamo sapere certamente adesso, ma quali sono i dettami, i suggerimenti che tu stesso dai ai tuoi figli? Ma intanto ti dico che molte volte nel mondo del calcio è un problema avere dei figli che giocano a calcio quando tu fai parte di questo mondo, perché vuoi o non vuoi, devono dimostrare molto di più degli altri. Loro si impegnano, danno il massimo di ciò che possono, ma a loro io dico sempre che la vita reale è un'altra. La vita reale è fatta di tante altre cose, perché la realtà dei numeri dice che soltanto 1 su 30.000 riesce a sfondare e noi infatti come Federcalcio dobbiamo occuparci degli altri 29.999 che saranno gli Ettore Tortorici, Fabio Capuana, saranno l'insegnante, saranno l'operaio del domani della nostra società, che comunque è aiutata dal mondo del calcio, perché lì impari regole, impari quali sono i punti di riferimento. C'è una società che molte volte è allo sbando e invece il mondo del calcio ti aiuta a socializzare, ti aiuta anche a costruire, a stare insieme, non per forza bisogna diventare campioni. I miei figli infatti, guarda, io gli dico sempre che il calcio è l'opzione B, C, D, mentre la vita reale è un'altra cosa. Ti faccio un esempio, anche per fare un semplice concorso, al giorno d'oggi se non hai un'idoneità sportiva seria non riesci a farlo. Ai miei tempi non funzionava in questi termini, facevi un piccolo concorso ed entravi. Oggi no, fisicamente devi essere al top e quindi il calcio ti aiuta a essere dinamico e poi ce lo dicevano i latini, la mente sana sta in un corpo sano e quindi lo sport è tutto. Mi sa che mi stai bruciando la domanda che avevo preparato a seguire. L'anticipiamo. Però ti chiedo a questo punto, quanto allora deve soffrire per raggiungere i propri obiettivi un atleta, un uomo? Non deve, sia un uomo che una donna, non deve fermarsi, certo. Non deve fermarsi mai. Nulla avviene per caso, ma forse guarda, nemmeno giocando una schedina o andando a comprare un tagliandino, perché ci devi andare, devi avere il pensiero di andarci, ti devi fermare, ci devi provare, ecco, quindi della serie nessuno ti regala nulla? Nulla, nella vita nessuno ti regala nulla, niente, quindi io penso che si deve lottare, è una lotta tutti i giorni, gli obiettivi vanno sudati e tutto è figlio del sacrificio. Tutto è figlio del sacrificio, quindi non bisogna arrendersi mai, bisogna crederci sempre, perché se da un lato è vero che un ragazzo ogni 30.000 diventa professionista, abbiamo anche assistito a storie magnifiche dove gente perché un'altra delle cose che io combatto mentalmente, io sento dire a ragazzini di 16 anni, 17 anni, ormai non ce la faccio più perché cercano quelli di 14 anni, quelli di 13 anni, questo è il male del calcio. Assolutamente. E gli addetti ai lavori che praticano queste abitudini non fanno altro che il male del settore giovanile, perché ci sono ragazzi che sono pronti a 17, a 18, a 19, ma abbiamo anche esempi. Gatti giocava in eccellenza fino a 24-25 anni, in Serie D. Dico, oggi è uno dei pilastri della Juventus, quindi c'è sempre speranza. C'è sempre speranza con la determinazione giusta. Con il sacrificio. Sì. È vero, è vero. Il tuo sogno nel cassetto, se c'è, è un sogno che sei pronto a boicottare per raggiungere un altro obiettivo? Ma io vivo più alla giornata, diciamo che mi prefiggo degli obiettivi che cerco di raggiungere nel tempo con il lavoro. I sogni li ho fatti da bambino, ormai li chiamo obiettivi, si sono trasformati in obiettivi, però non darei niente
ecco, in cambio per raggiungere qualcos'altro. Tutto deve venire in maniera spontanea e deve avvenire attraverso il lavoro e l'impegno. Insomma, ci metti del tuo. Ci metto del mio principalmente. Poi le cose vanno come devono andare, non tutti possiamo arrivare a ciò che ci prefissiamo, però dico, sono una persona molto determinata e credo, però ecco, a perdere me stesso, a cambiare la faccia per raggiungere determinati obiettivi è contro la mia natura, perché dico che non ne vale la pena. Probabilmente è la forza giusta per continuare a crescere. Uno dei sogni, ti dico la verità, uno dei sogni che noi molte volte non ci rendiamo conto di quello, è la salute. Quando tu hai la salute di tutti coloro che ti contornano, dei familiari, degli amici, delle persone che sono accanto a te e che tu vuoi bene, quello già è un sogno che si realizza tutte le mattine, perché non è detto che tutte le mattine noi ci alziamo e che tu e tutti coloro che fanno parte della tua famiglia, del tuo contorno, debbano per forza essere quella mattina come erano ieri. Quindi è già un sogno che si realizza tutte le volte che ci alziamo. È quindi vero. invito tutti a riflettere sulla fortuna che abbiamo. Molte volte la felicità e i sogni si vivono quotidianamente. Che bella la parola, la felicità. La felicità, sì, la felicità è vivere tutti i giorni quello che tu hai, perché molte volte basta una frazione di secondo per cambiare quello che tu hai e poi apprezzi ciò che invece avevi. Invece ce lo dobbiamo godere con grande passione. Noi abbiamo una grande, profonda amicizia che ci lega. Faccio un esempio, io non boicotterei nemmeno per nessuna altra carica o per una vittoria o per qualsiasi altra cosa una stretta di mano con un amico come Ettore, ma non perché sei qua. Sì, ho capito. Ecco, il concetto è questo. Ci sono felicità che ti dà la vita, andare che ti so dire, a Messina, incontrare un amico che sai che è disponibile in qualsiasi momento, non vale scambiarlo con determinati pseudo sogni, perché io sono sempre convinto che il sogno sia quello che ti ho detto prima. È vero, è vero. Allora, per chiudere, la solita ennesima domanda che riguarda il tuo passato, nel senso che nella scatola dei ricordi c'è un ricordo che ti porti anche adesso, che sei certamente non giovanissimo. Non giovanissimo assolutamente, questa è un'altra delle cose, l'età che avanza molte volte ti deve far pensare a ciò che hai fatto e con grande felicità se sei riuscito in ciò che credevi. E una delle cose principali è stare con la schiena dritta e essere un uomo, lo dicevamo per un amico poc'anzi, un uomo per bene, perché al giorno d'oggi c'è necessità di uomini per bene e quindi questa è già una grande vittoria. Il ricordo che tiri fuori dalla tua scatola? Il ricordo che tiro fuori dalla mia scatola... Una vittoria, un momento importante con la tua attuale moglie, oppure chissà, con i figli. Ma io penso che uno dei ricordi più importanti è stato, ma forse due. Uno quando vinsi lo spareggio da presidente della Polisportiva Castelbuonese, vinsi lo spareggio contro il Taormina a Barcellona davanti a 4.000 spettatori. Bella soddisfazione, eh? Quello è un momento indelebile della mia vita, e l'altro forse quando il presidente Morgana mi chiamò per darmi il primo incarico in Federcalcio, perché io ci tenevo moltissimo, come ci tengo adesso, perché è un mondo che mi appassiona, io do tutto me stesso in quello che faccio. Questi sono due ricordi importanti della mia vita. Il calcio è dentro sempre. Sì, è dentro sempre, è dentro sempre. Le altre cose, ecco, sono dei beni che vengono prima di ogni altra cosa, però come ricordi calcistici, ecco, questi sono i due momenti che porto sempre nel cassetto come vittoria, che mi portano emozione. Ecco. È quella che ti dà la spinta a continuare. Perché è pura. Perché è vera, è pulita, è sincera, non c'è niente dietro. Dice, ma poi vince o perde, arriva a casa e c'è la classica moglie che dice ma chi te lo fa fare? Te lo fa fare quella sana follia di quel pallone che è lì davanti, che ci fa perdere molte volte la testa. Ecco, semplicemente questo. Mi è piaciuta la tua insomma, definizione di felicità, la condivido, come condivido anche la parola non mollare mai, perché quella è la parola giusta per essere più forti nella vita, non soltanto nel pallone. No, ma io parlavo di vita in questo infatti. caso, e ti dico anche una cosa, questo mi riferisco a tutti i giovani, ma in primis lo dico a me stesso: c'è sempre una seconda opportunità.
quindi anche quando ti chiudono porte sulle quali tu speravi tanto, Aspettala perché arriverà. arriverà una porta più grande che si apre, perché l'importante è essere positivi ed essere certi di essere stati, sarò monotono, di essere stati persona per bene. Se lo sei, le porte si aprono sempre. Bravo, 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 bravo. Grazie Fabio. Grazie a voi. Anche per le belle parole che hai suggerito al nostro pubblico. Assolutamente, diamocela questa stretta di mano, perché vedi, Ok, ce la siamo che... meritata. Grazie a te, Fabio, grazie a voi. Fabio Capuana, che è stato ospite oggi all'interno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Travolgente e soprattutto amante del calcio, già presidente del Torino, ma oggi presidente della Nissa FC. E qui con noi Luca Giovannone. Nella nostra trasmissione abbiamo questo faccia a faccia anche per conoscere in un certo senso l'altro lato di Luca Giovannone. La prima domanda che le faccio è la seguente: cosa spinge un uomo del nord, che poi volendo lei del nord non c'è perché è nato proprio nel cuore della nostra Italia, al centro, nella zona di Frosinone, ad investire comunque qui nel sud, in una terra con tanti quesiti, ma credo che abbia tantissime risorse? Lo dico in breve perché ci vorrebbe una puntata a parte, però ecco, io comunque poi dopo che ho ceduto il Torino a Cairo sono rimasto a vivere lì dal 2005 per 18 anni. Avevo rinunciato al calcio, salvo gli ultimi 5 con la mia azienda. Ho fatto la sponsorizzazione del Milan, c'è stata anche la vittoria dello scudetto, c'è stata anche la Champions League. E poi però quando c'è stato il fallimento del Catania e il comune ha emesso il bando, ho pensato, ma Catania è una bella piazza e L'idea l'ha stuzzicata, mi vado insomma. a candidare. Perso il Catania perché giustamente è stata data a Pelligra, miliardario australiano, e Forza Catania. Mi hanno contattato da tutta Italia, devo dire, per propormi squadre dalla Serie A alla seconda categoria. Immagino. E tantissime dalla Sicilia. Vincenzo Cancellieri, direttore generale della Nissa, mi ha invitato fortemente a visitare la città, è piaciuta a me, è piaciuta a mia moglie Ioana, e ho visto lo stadio. Quando ho visto lo stadio, che è uno dei migliori Ha intuito la potenzialità della Sicilia, ho capito che non era la piazza di Torino, non era la piazza di Milano, non era la piazza di Catania, però lì potevo realizzare un progetto che comunque una città come Caltanissetta, del centro Sicilia di 70.000 abitanti, un progetto di calcio sano dove si può comunque arrivare lontano. Presidente, cosa le piace di più dei siciliani? Allora, io scherzando, Torino la chiamo la fredda Torino, ma la fredda sia come clima e anche come atteggiamento delle persone. Devo dire, Torino è una bellissima città, mi ci trovo bene, si trova bene anche mia moglie, però il calore umano che c'è in Sicilia mi ricorda il calore umano della gente ciociara, della gente dove io ho origine, Cercano, il mio paese, la provincia di Frosinone, e ci sentiamo meglio qui, quindi a noi piace questo amore che è reciproco, questa gioia di vivere, anche le cose più semplici, e questa passione per il calcio è incredibile. Poi a livello, poi io sono laureato in psicologia,
e ho compreso e anche studiato il fatto che il calcio è l'evento più seguito al mondo da tutti i punti di vista. È vero. Quando ho scoperto che anche il campionato di eccellenza è così seguito, ho capito che non era un essere sminuito a fare l'eccellenza, anche se dall'eccellenza ho sentito anche i cori dei nostri tifosi della curva, l'eccellenza non ci appartiene, Caltanissetta Sappiamo benissimo. È una città che merita molto. Quindi ci vuole poco ormai completamente per innamorarsi di questa bella terra. Ci vuole pochissimo ormai. Ma questa bella terra non ha nulla da invidiare. Con mia moglie abbiamo girato il mondo, anche i Caraibi, anche la stessa Sardegna. Noi abbiamo uffici in tutta Italia, anche in Sardegna abbiamo l'ufficio. E il mare della Sicilia niente da meno rispetto al mare dei Caraibi e rispetto al mare della Sardegna, più tutte le bellezze, la storia, l'Etna e la Sicilia ha tutto. Potrebbe essere una nazione a sé completa, potrebbe essere. Però è anche vero che è una terra piena di contraddizioni e lei probabilmente le avrà viste che comunque qualche contraddizione c'è anche nei comportamenti delle persone, credo. No. Non ho avuto questa fortuna. Io ho allora. visto solo lati positivi della gente, le contraddizioni fanno parte dell'essere umano. E devo dire che la sincerità che ho visto in Sicilia è da invidiare. Addirittura, quindi non l'ha riscontrata neanche in altre realtà. Assolutamente no. Che bella cosa. Allora, famiglia, lavoro, squadra, le manca ancora qualcosa per essere completamente felice? No, non mi manca assolutamente nulla e ringrazio Dio ogni giorno di quello che mi ha dato, insomma. Ci parli un po' della sua famiglia, perché noi, insomma, conosciamo poco, insomma, della sua bella famiglia che lo accompagna anche in questo bellissimo progetto targato Nissa. Allora, qui sono presenti Oana, che è la mia giovane moglie, che ormai da 10 anni mi segue in tutto, condividiamo tutte le passioni. E anche lei si è entusiasmata anche del calcio, Della Sicilia. anche della Sicilia ora e devo dire con lei lavoriamo anche insieme. Lei è una laureata in economia aziendale e ha preso un ruolo importante nella mia azienda. Io ho un'agenzia per il lavoro con uffici in tutta Italia. Mio figlio, che è il terzo figlio, a differenza delle prime due, anche loro laureati alla Bocconi in economia aziendali, che hanno scelto di lavorare con le multinazionali, una dirigente di Avanti, una della più grande società di consulenza al mondo, Bain & Co. In pratica Lorenzo invece ha scelto di lavorare, ha sempre detto che voleva lavorare con me. E l'ha coinvolto anche nel progetto Nissa. Come si è laureato 2 mesi fa mi ha sorpreso, perché pensavo si prendesse l'estate di vacanza, il giorno dopo si è messo a disposizione. E questa è una grande soddisfazione da papà e anche da presidente. Ha fatto una settimana di vacanza, però gli piace. Poi a noi il lavoro che facciamo, a me, mio figlio e mia moglie, ci piace, significa aiutare le aziende a cercare la manodopera, significa aiutare i disoccupati a cercare un lavoro e anche a formarli sul lavoro. È un lavoro che riteniamo nobile. Per chiudere, Presidente, l'ultima domanda. Tutti abbiamo un cassetto dei sogni. Il suo è vicino a lei, lo apre ogni tanto e spulcia quale potrebbe essere il suo vero sogno? No, il sogno è già realizzato, perché non ci manca nulla e siamo felici di quello che abbiamo. Cerchiamo di proteggere quello che abbiamo. Nel calcio ora c'è questo progetto di andare il più lontano possibile con la squadra di Caltanissetta, con la Nissa. Nel lavoro cerchiamo di fare bene
e portare avanti questa azienda che comunque è in crescita, anche perché purtroppo ora più che mai la manodopera in Italia non riescono a reperire le aziende, e i disoccupati che cercano lavoro hanno bisogno di formazione, ora più che mai, quindi hanno bisogno di noi proprietari di agenzie per il lavoro. Per cui i sogni sono tutti avverati, però il sogno più bello è ogni giorno di godersi la vita come se fosse l'ultimo giorno. Complimenti, mi piace questa sua bella risposta. Io la ringrazio. Grazie. Speriamo di aver avuto modo di conoscere anche gli altri lati di Luca Giovannone, presidente della NIS, a cui auguriamo chiaramente le cose più belle anche con la sua famiglia, ma soprattutto con la gente di Caltanissetta. Grazie a lei, direttore, grazie a tutti. Nel nostro faccia a faccia oggi un personaggio importantissimo, nazionale, un personaggio che ha legato il proprio nome ad una leggenda, quella della Juventus. Parliamo di Moreno Torricelli. Ciao Moreno, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito. È un faccia a faccia un po' particolare perché cercheremo anche di scoprire gli altri lati, seppur già conosciuti, di Moreno. Che rapporto c'hai con il calcio di oggi? Ma sono sempre un grandissimo appassionato di calcio, avendo praticamente giocato tutta una vita e fatto parte di questo mondo. Lo seguo ancora con un po' meno, diciamo, enfasi, però lo seguo perché il calcio, secondo me, è lo sport più bello del mondo. Senti Moreno, quali sono state le caratteristiche, le componenti che hanno un po' contraddistinto il tuo percorso? Ma diciamo che la mia storia è un po' particolare. Per chi non lo sapesse, fino a 22 anni giocavo nel campionato di dilettanti, e dopo di punto in bianco è arrivata l'occasione di fare un amichevole con la Juventus E sei stato catapultato poi. E da lì è nata la mia carriera importante, bella, soddisfacente, che mi ha portato nell'elite del calcio mondiale. Quindi la componente trovarsi al posto giusto, nel momento giusto, probabilmente è quella giusta. Assolutamente sì, io guardando la mia storia dico di sì. Ho avuto anche, c'è un'altra componente fondamentale che ho avuto in Giovanni Trapattoni, la persona che ha creduto in me, perché non so quanti allenatori avrebbero messo la propria faccia per lanciare un ragazzo nel merito sconosciuto alla Juventus. Lui ha avuto questo coraggio. Ben ripagato però, direi. Sì, poi col senno di poi credo che abbiamo vinto in due, insomma, però il suo coraggio è stato fondamentale. Senti, invece la componente amicizia nel mondo del calcio, tu che lo hai vissuto certamente a grandissimi livelli, quanto hai inciso? Ma all'interno di uno spogliatoio dove ti frequenti praticamente tutti i giorni dell'anno è fondamentale andare d'accordo, è fondamentale instaurare rapporti che vanno al di là dello sport, perché l'unità del gruppo, l'amicizia, il senso di appartenenza tra compagni è quello che ti porta a vincere o a perdere un campionato. Ma può incidere anche l'amicizia con i giocatori al di fuori del rettangolo di gioco? Certo, frequentandoti tutti i giorni chiaramente entri in una sintonia particolare, l'amicizia nasce non con tutti in egual misura, certo, però giusto. Insomma il fatto fondamentale credo che siano anche delle mogli che vadano d'accordo anche loro per poter instaurare dei rapporti anche al di fuori.
ma in un ambiente soprattutto come quello della Juventus, tutto è volto per creare quella sintonia, quella sinergia tra giocatori, tra famiglie, tra mogli, per poter rendere al top. Al top, equilibri tutti sulla stessa linea per un risultato unico, che in questo caso è quello della vittoria. Mentre invece la famiglia tua personale, sotto questo punto di vista, ha inciso comunque sul tuo percorso? Sì, è fondamentale avere una famiglia, avere dei figli, stare bene a casa, perché è molto bello giocare a calcio, però ti assorbe quotidianamente 24 ore su 24, che se non si è supportati in primis dalla moglie diventa un po' più complicato. C'è tanta pressione, ci sono tanti viaggi, sempre sotto l'occhio del ciclone. Anche tante assenze proprio in famiglia. Assolutamente sì, per cui avere a fianco una persona che ti capisce, che ti supporta nei momenti di difficoltà soprattutto, è fondamentale. Avrai sicuramente tanti aneddoti da raccontare, ma io te ne chiedo uno in modo particolare. Mondiali del 1998 in Francia, dove tu sei stato inserito nella lista dei 22. Ecco, quello è un mondiale molto particolare, lo abbiamo perso ai rigori, però è anche vero che dentro c'era tanta storia da raccontare nel duello del Piero, Totti e tutto il resto, Baggio. Ecco, in questo caso il tuo aneddoto su quel mondiale? Ma guarda, eravamo una squadra fortissima, avevamo dei talenti straordinari, tu ne hai citati 3 su tutti. Beh, c'è tutto il compartimento difensivo. Maldini, Cannavaro, Nesta che purtroppo si fece male, sì. C'era Bergomi, eravamo veramente un gruppo eccezionale, però si sa, sono talmente partite difficili. E giocare contro la Francia, in casa della Francia, che insomma la Francia di Zidane era forte, molto forte, e peccato che siamo usciti, perché io credo che quella partita lì è passata la Francia e alla fine ha vinto il mondiale. Se passavamo noi potevamo andare in fondo, però quello fa parte del gioco. Certo. Tu sei forte, gli altri sono altrettanto forti, sfidarsi è bello. Purtroppo i rigori non ci sono andati bene, peccato. Avresti rischiato di alzare anche tu la Coppa del Mondo, però è anche vero che hai alzato tantissime coppe, come ad esempio soprattutto quella della Champions League, che a sua volta prima si chiamava Coppa dei Campioni, certo. L'ultimo trofeo ancora vinto dalla Juventus. Ecco, anche in questo caso penso che di aneddoti ne avrai tantissimi. Sì, hai detto bene, si chiamava ancora Coppa Campioni e partecipava chi vinceva il campionato. La Juventus era da 9 anni che non vinceva il campionato, è arrivato Lippi, siamo riusciti l'anno prima a centrare la vittoria del campionato e poi la cavalcata lì della Coppa Campioni è stata fantastica, perché ci siamo trovati a giocare contro il Real Madrid per la prima volta, la mia prima volta al Bernabéu, che secondo me è uno degli stadi più belli del mondo. Il vecchio Bernabéu, perché adesso a sua volta è stato di nuovo rinnovato. Il vecchio Bernabéu, e per cui sono cavalcate che con il gruppo che eravamo, perché eravamo veramente un gruppo eccezionale, abbiamo fatto qualcosa di incredibile, che ce lo ricordano ancora tutti, è vero. Che nessuno ci potrà portare via. Mai, mai, mai. Attenzione, perché in quel gruppo c'è un personaggio che è stato amato alla follia, Gianluca Vialli. Che rapporto avevi con Gianluca e che cosa ti porti sempre nella tua scatola dei ricordi? Guarda, secondo me Gianluca è l'unico vero grande leader che ho avuto io, il più grande, perché ognuno a suo modo è leader nello spogliatoio, i Del Piero, i Baggio, insomma tutti questi grandi personaggi, però credo che Gianluca aveva un qualcosa in più sotto questo profilo. Io sono arrivato dalla falegnameria proprio nell'anno che è arrivato Vialli, e mi ricordo che le prime volte avevo paura di parlargli, perché aveva talmente tanta personalità che non riuscivo a avvicinarlo.
E dopo, a distanza di mesi, che tra battute, perché lui nello spogliatoio è uno che gli piaceva ridere e scherzare, dopo mesi che sono entrato un po' più in confidenza, gli ho detto del mio disagio iniziale E andare lui a cosa ha fare. risposto? E lui mi ha detto: guarda, non sei il primo che me lo dice, io non so il perché, però non sei l'unico che me l'ha detto. E questa è della sua grande personalità. Io credo che La semplicità. di quel gruppo vincente, di quella Juve, lui è stato un grandissimo artefice assieme a Lippi, anche perché si conoscevano dalla Sampdoria, Sì. e lui faceva da tramite tra capitano qual era, tra spogliatoio e il mister Lippi, e hanno creato veramente qualcosa di incredibile. Leader assoluto, in poche parole. Leader Assoluto. numero uno. Abbiamo parlato di tanti successi, però è anche vero che la vita di un calciatore è anche fatta di amarezze. Qual è l'amarezza che appunto tu vorresti dimenticare ma che comunque hai vissuto? Ma guarda, abbiamo vinto la Champions e ne abbiamo perse altre due. Ho perso finale di Coppa UEFA, ho perso magari tante cose, ma che vorrei cancellare no, perché credo che nella vita di un Serve atleta serve veramente tutto e devi accettare la sconfitta, perché è vero che in quegli anni noi eravamo il punto di riferimento a livello europeo. In 4 anni abbiamo fatto 4 finali, 3 di Champions e una di UEFA, abbiamo vinto 3 campionati, eravamo veramente, per dirne una, c'era Alex Ferguson che veniva al Comunale a vedere i nostri allenamenti. E quindi Insomma, è tutto dire. tutto dire. Però non cancellerei, diventerebbe troppo facile dire le finali le rigiocherei, ma le potrei riperdere. Fa parte di un percorso. È vero che l'amarezza è tanta, perché quando perdi appuntamenti così importanti brucia tanto. Perché sai che potrebbero non ritornare. Assolutamente, però per arrivare a quella sconfitta in finale ci sono state 5-6 partite che ci siamo tolti delle grandissime soddisfazioni, quali andare a Manchester a vincere a Manchester, giocare Sì. con i più grandi giocatori al mondo e batterli. Sai, perdere purtroppo fa parte, uno Fa deve parte del perdere, gioco, fa parte del bisogna gioco. stringere le mani agli avversari che sono altrettanto forti come te. Giusto, giusto, giusto. Percorso iniziato nella Cariatese, quindi campionato nazionale dilettanti, percorso che è partito dal livello più basso ma che ti ha portato a grandissimi livelli. Ecco, per chi adesso in questo momento sta giocando nel campionato dilettantistico, qual è il tuo suggerimento? Tu che hai vissuto e costruito il tuo percorso. Ma guarda, non saprei cosa dire, nel senso che io mi divertivo tanto anche a giocare in interregionale, in nazionale dilettanti. Guadagnavo dei soldini, ero un ragazzo giovane per cui non faceva neanche male, e mi piaceva il senso di appartenenza, lo spogliatoio. A me è sempre piaciuto, siccome giocavo al paese, perciò i vecchietti del paese ti venivano a vedere. Eri diventato un riferimento. Ok, ero il passatempo della domenica, per quanto riguarda i discorsi da paese, e per cui io entravo in campo con l'idea che la gente parlasse bene di me, no? Io non sono mai stato un giocatore ultra tecnico, però ero un giocatore che non mollava mai, che correva tantissimo, gli piaceva non mollare mai, vendere cara la pelle, e questo è stato un po' il mio modo di essere, che poi mi sono portato anche Chiaro. alla Juventus. E il fatto che la gente parlasse bene di me è stato fondamentale. Poi il divertimento è fondamentale, perché se no non ci puoi stare neanche in Serie A se non ti diverti. Quindi il veramente. suggerimento giusto per chi fa in questo momento un calcio dilettantistico è quello di divertirsi, non prendersi poi alla fine troppo sul serio. No, quasi. cercare di fare le cose bene, Sì. meglio delle proprie possibilità. E poi, per quanto riguarda la mia storia, quando è arrivata l'occasione, Sì.
sfruttarla al massimo. cercare di sfruttarla, anche perché quando mi chiamano, guarda c'è da andare a fare un amichevole con la Juventus, e io con la Juventus o contro la Juventus? No, con la Juventus. Un po' di paura mi era presa, perché sarò all'altezza, non sarò all'altezza, poi piano piano ti metti lì e dici... Una forma di responsabilità giusta. Giocare a pallone so giocare, vado là, cerco di fare il meglio che posso. Ed è poi andata bene, incrociando poi giustamente vediamo, le dita. E poi è andata. Abbiamo parlato del mondo Juve, però è anche vero che nella tua vita sportiva c'è anche un mondo viola. Come suddividi questi due mondi che hanno fatto parte della tua vita calcistica? Ma guarda, io ti dico, la Juventus è uno dei più grandi club al mondo. La popolarità che ti dà la Juventus non te la dà nessun'altra squadra in Italia. La Fiorentina era una bella squadra, io insomma anche per l'odio che c'è tra la rivalità che c'è tra le due squadre ci ho pensato un attimino prima di andare. Immagino. Però, come ho detto più volte, è un senso di riconoscenza sull'uomo che mi ha lanciato. Trapattoni. Trapattoni era allora l'allenatore della Fiorentina e mi sono sentito quasi in dovere di ripagare la fiducia che mi aveva dato 6 anni prima. Fiducia ripagata, perché proprio quell'anno, insomma, avete fatto una stagione bellissima, Battistuta era imprendibile, no? Eravamo una bella squadra, sì, eravamo una bella squadra, siamo stati a lungo in testa al campionato, poi abbiamo mollato un po' nella seconda parte e siamo arrivati terzi, qualificandoci sempre per la Champions League, che per Firenze era qualcosa di straordinario. Grande successo, grande successo. Per chiudere, in tutto questo calcio multimiliardario, l'Arabia Saudita che c'entra? È il dio denaro, il potere di acquistare, di fare, di costruire città, skyline adesso. Non lo so, sicuramente stanno crescendo, non mi piace tanto l'idea che hanno che se un giocatore guadagna 1 lo prendono per 10, sta un po' falsando anche queste cose l'equilibrio. qua. Sì, anche perché io non sono mai stato così veniale. Io credo che i giocatori top player, perché vanno a prendere i top player, certo, non sicuramente un Torricelli della situazione, ma vanno a prendere Ronaldo così. Non credo che se continuassero a giocare in Europa farebbero la fame, per cui la differenza tra guadagnare 10 e 20 non c'è tanta differenza, per cui io preferisco mettermi più alla prova, inseguendo ancora il sogno di rivincere un pallone d'oro, di rivincere una Champions, un campionato, ma nei campionati che contano. Insomma, questo calcio 3.0 ci piace, però poi alla fine anche il nostro campo interno, il nostro orticello ci piace. Io storgo un po' il naso su questo tipo di scelte. È vero, la condivido assolutamente. Moreno, è stato un piacere incontrarti. Piacere mio. Mi ha fatto piacere perché ti sei raccontato in una maniera assolutamente libera. Grazie. E ti auguro le cose più belle per il tuo avvenire. Grazie mille. Grazie a Moreno Torricelli, il nostro personaggio del nostro Face to Face.